canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto è creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Accogliamo con gioia Don Diego, novello sacerdote, non sono molti mesi. Che giorno era? Il 21 21 di aprile, quindi sono 4 mesi e poco meno. E sacerdote novello di questa terra, e ringraziamo il cielo, in particolare la diocesi di Belluno Feltre, ha la gioia di averlo tra i suoi ministri. E ci siamo ritrovati 2 giorni fa a Fadaltobasso per ricordarne la memoria di San Rocco. Oggi, in particolare, in questa cappella intitolata Santa Augusta, ci ritroviamo per celebrare la memoria di questa santa a cui siamo molto legati tutti in diocesi. E ecco, con gioia celebriamo attorno all'altare del Signore per ritrovare un po' anche il senso di famiglia in questo borgo che oggi in maniera particolare è vitale e vivace. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto per dare la tua vita in riscatto per tutti, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che raccogli nell'unità i tuoi figli dispersi, abbi pietà di noi. Signore, pietà. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, onnipotente e misericordioso, tu hai mostrato anche in una fragile fanciulla la tua forza e nella sua giovane età hai fatto risplendere le ricchezze della tua grazia. A noi, che celebriamo la festa di Sant'Augusta, Vergine e Martire, concedi benigno di essere aiutati dalla sua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio sulla terra di Israele? I padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, voi non ripeterete più questo proverbio in Israele. Ecco, tutte le vite sono mie. La vita del padre e quella del figlio è mia. Chi pecca morirà. Se uno è giusto e osserva il diritto e la giustizia, se non mangia sui monti e non alza gli occhi agli idoli della casa di Israele, se non disonora la moglie del suo prossimo e non si accosta a una donna durante il suo stato di impurità,
Se non opprime alcuno, restituisce il pegno al debitore, non commette rapina, divide il pane con l'affamato e copre di vesti chi è nudo. Se non presta a usura e non esige interesse, desiste dall'iniquità e pronuncia retto giudizio fra un uomo e un altro. Se segue le mie leggi e osserva le mie norme agendo con fedeltà, egli è giusto ed egli vivrà, oracolo del Signore Dio. Ma se uno ha generato un figlio violento e sanguinario che commette azioni inique, questo figlio non vivrà, poiché ha commesso azioni abominevoli. Costui morirà e dovrà a se stesso la propria morte. Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele, oracolo del Signore Dio. Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? Io non godo della morte di chi muore, oracolo del Signore Dio. Convertitevi e vivrete. Parola di Dio. Rendiamo Grazie a Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Crea In me, o Dio, un cuore puro. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Alleluia, 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 alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli. E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. È bello per me oggi essere qui a celebrare questa messa con tanti volti
che fanno parte un po' del mio bagaglio, della mia storia e della mia infanzia. Ed è bello anche celebrare in questa chiesetta, che mi ricordo venivo in bici, in quassù, poi facevo il giro, andavo sul pianon, tornavo giù. Quindi era, ecco, una tappa nei miei giri da piccolo con gli amici. Ed è bello essere qui oggi, ecco, da sacerdote, da ministro di Dio, a celebrare un ringraziamento, ecco, un ringraziamento per tutte le cose belle e grandi che il Signore ha fatto nella mia vita e sta facendo nella mia vita e nella vita di tanti, ecco, qui presenti. Eucaristia vuol dire proprio rendimento di grazie e secondo me oggi, come oggi, la fatica più grande che facciamo è quella di rendere grazie, di ringraziare, di stare nella lode, nel ringraziamento per quello che abbiamo. Purtroppo anche il nostro stile di vita ci schiaccia tante volte, ci fa correre, ci fa ripiegare e invece di avere uno sguardo alzato verso il cielo, tante volte è ripiegato a guardare i nostri piedi, a guardare tutto quello che non va, tutto quello che ancora non abbiamo, tutto quello che ci manca, a guardare quelle che sono le cose che non vanno e come dovrebbero andare, a rimuginare su un torto subito, su una situazione familiare che non va e ad avere uno sguardo che non è alzato ma è basso, che guarda a terra. È bello celebrare oggi perché oggi ricordiamo una santa, Sant'Augusta, che ne ha subite parecchie, penso, nella vita, arrivando anche a una morte tragica. Per testimoniare cosa? Per testimoniare un'amicizia con Gesù. Un'amicizia con un Dio che gli aveva dato senso nella vita, che l'aveva riempita di gioia, che l'aveva orientata all'amore dei fratelli, che l'aveva tolta da se stessa e buttata fuori, in un atteggiamento di lode e di ringraziamento. Ecco, oggi celebriamo la vittoria dell'amore, del ringraziamento e della lode sulla morte, sul non senso, su tutto quello che ci fa abbassare il nostro sguardo e ci fa guardare quello che non va rispetto al dono grande, immenso, che è l'amore di Dio per noi e per me singolarmente. Ecco, dalla prima lettura e dal Vangelo tornano due termini che sono morte e vita. Ecco, oggi celebriamo una donna, Augusta, che è morta ma però è viva. Quando tante volte attorno a noi abbiamo persone che sono vive ma sono morte interiormente. Questo penso sia il più grande scandalo del nostro tempo, di vedere tanti, anche ragazzi, a cui non manca nulla, ma che sono morti dentro, che non hanno più nessuno stimolo, che sono anestetizzati, rassegnati a una vita, come diceva un poeta americano, di quieta disperazione. E allora oggi celebrare una santa come Augusta, che è giovane, per un ideale di più, per un'amicizia profonda con Cristo, ha dato la vita, ha avuto il coraggio di dare la sua vita fisica, biologica, di consegnarsi alla morte, è il più grande esempio di come una vita vissuta in pienezza, per essere tale, a volte deve andare incontro alla morte, deve andare incontro al rischio. In questo caso al rischio della propria vita biologica, fisica. Ecco, io penso, anche in base alla mia esperienza che ho fatto per tanti anni in una comunità di accoglienza di ragazzi di strada,
e quindi di ragazzi che la morte dentro la portavano e come. Ecco, io penso che il più grande inganno della nostra epoca sia quella di averci portato via la speranza, di averci portato via la fiducia che una vita si può vivere e si può vivere davvero in pienezza, che la gioia esiste, che la gioia è possibile, che si può vivere una vita piena e bella senza fare compromessi con la propria coscienza. Quante volte anche ai nostri giovani noi tarpiamo le ali quando hanno dei grandi sogni e noi subito li ridimensioniamo. Diciamo, sì, ma vedrai, quando arriverai alla mia età capirai che questo sogno spari troppo in alto e questa cosa, questo studio che fai, ma adesso non ti darà lavoro. Cosa vai a inseguire certi sogni che poi ti ritroverai per una strada? E tutto quell'entusiasmo, quella gioia di vivere che i ragazzi hanno, tante volte noi la spegniamo. Forse perché abbiamo perso noi quella gioia, abbiamo perso noi quell'entusiasmo, abbiamo perso noi quella fiducia in noi stessi e in Dio che ci porta a fare opere grandi, che ci porta a realizzare il regno dei cieli già su questa terra. Ecco allora che oggi la festa di questa santa ci deve aiutare ad alzare il nostro sguardo da tutto quello che ci opprime e ci fa guardare in basso, in alto, a ridestare quei sogni belli e grandi di pienezza che forse abbiamo messo in un cassetto polveroso e l'abbiamo lasciato lì e non abbiamo più il coraggio di riaprire. Forse perché abbiamo subito tante batoste, ci siamo in qualche modo abituati a una vita così, un po' da pensionati prima del tempo. Ecco, il Signore non ci vuole pensionati, il Signore ci vuole giovani nello spirito, qualsiasi sia la nostra età, ci vuole gente capace di guardare in alto, capace di dare fiducia, di dare speranza, capaci di indicare una meta che va sempre al di là della situazione che stiamo vivendo, per quanto dolorosa, per quanto non riusciamo a vedere un senso in quello che viviamo. Ecco, chiediamolo proprio come grazia in questa messa, in questa Eucaristia, di ritornare ad avere il coraggio di sognare, di ritornare ad avere l'entusiasmo appunto dei bambini, dei piccoli, come ci dice il Vangelo di oggi, perché di essi è il regno dei cieli. Se spegniamo il nostro desiderio, se spegniamo il sogno che c'è in noi, ecco che siamo già morti. E i morti, come sappiamo, fanno i vermi. Ecco, non accontentiamoci di una vita che un po' puzza, fatta di compromessi. Osiamo sognare, qualsiasi sia la nostra età, osiamo guardare in alto, osiamo fidarci di quello che il nostro cuore ci dice, non facciamoci schiacciare da quelli che ci vogliono rubare la speranza. Ce l'ha ricordato anche Papa Francesco domenica scorsa, quando eravamo a Roma con 120 giovani della diocesi. Ci ha detto: non abbiate paura di sognare in grande, perché se un sogno viene coltivato, allora la vita si colora, allora si vive davvero. Ecco, Sant'Augusta oggi possa essere questo testimone che ci sprona ad alzare il nostro sguardo, a riaprire quei cassetti in cui abbiamo nascosto i nostri sogni, a riguardare dentro, a fermarci un attimo e a dire: in cosa posso essere vivo oggi? Cosa di me può essere di nuovo fatta risuscitare? Cos'è che ho fatto morire nella mia vita? Ecco, il Signore su quest'altare è pronto per far risuscitare quelle parti di noi che abbiamo fatto morire per paura, perché siamo stati disillusi, perché siamo stati denigrati, che non andavamo bene. Ecco, il Signore dice: oggi io mi fido di te,
Oggi mi fido che i desideri che hai nel tuo profondo si possano realizzare. Credici, io ci credo, dice il Signore. Io ci credo che tu puoi fare tanto. Con il piccolo granello che sei, ecco, questo piccolo granello può diventare un albero maestoso. Ecco, Sant'Augusta ci aiuti in questo, avere questa fiducia di sognare e di sognare alla grande e di sognare soprattutto per l'eternità. Ora innalziamo al Signore le nostre preghiere e con fiducia chiediamo l'intercessione di Sant'Augusta, dicendo insieme: conforta il tuo popolo, Signore. Conforta il tuo popolo, Signore. Preghiera dei fedeli. Perché i cristiani, perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalle preghiere di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso, preghiamo. Conforta il tuo popolo, Signore. Perché i giovani, sulla testimonianza di Sant'Augusta, riscoprano il desiderio di una più salda adesione al Vangelo, preghiamo. Conforta il tuo popolo, Signore. Perché i persecutori della Chiesa non resistano alla grazia di Cristo e, rifiutando ogni violenza, accolgano la forza benefica della verità, preghiamo. Conforta il tuo popolo, Signore. Perché sappiamo affrontare con pazienza ogni sofferenza e persecuzione a causa del Vangelo, fiduciosi nella beatitudine promessa da Cristo, preghiamo. Conforta il tuo popolo, Signore. Perché con l'aiuto e l'intercessione di Sant'Augusta possiamo avere e riscoprire il coraggio di sognare, e di sognare in grande per la nostra vita, per la vita di chi ci sta attorno, e perché possiamo essere testimoni sempre e in ogni situazione di speranza. Per questo ti preghiamo. Conforta il tuo popolo, Signore. O Dio, premio e corona dei martiri, che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di Cristo, tuo Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono della nostra vita, a favore dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto d'offertorio nel nome di Cristo Uniti, numero 42. Nel nome Di Cristo uniti, il calice e il pane t'offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Noi siamo il divin frumento e i tracci
luci dell'unica vite, dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre, questo memoriale dell'infinito amore del tuo Figlio e l'intercessione dei tuoi santi ci confermino nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa, con la forza creatrice del tuo Spirito, e doni a noi, tuoi figli, un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione.
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Augusta e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. E ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito Santo ci ricorda che la nostra identità più profonda come creature di Dio è quella di essere figli amati, cercati e voluti da sempre. Ecco, con questa fiducia ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa.
e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io e io sarò sarò salvato. salvato. Canto di comunione, Com'è bello Signor, al numero 88. Com'è bello, Signor, stare insieme ed amarci. Stai pronto eventualmente a spezzare se vedi che Qui c'è Dio, alleluia. La carità è paziente, la carità è benigna, comprende, non si adira e non dispera mai. Com'è bello, Signor, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità perdona, la carità si adatta, si dona Senza fiosta, in gioia ed umiltà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è la legge, la carità è la vita, Abbraccia tutto il mondo e non c'è si compirà. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. il pane che mangiamo, il corpo del Signore, di carità è sorgente e centro di unità. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia. La carità è paziente, la carità è benigna, comprende, non si adira e non dispera mai. Com'è bello, Signore, stare insieme ed amarci come ami tu. Qui c'è Dio, alleluia.
Preghiamo. Signore, che hai glorificato Sant'Augusta con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito, donaci una forza nuova, perché superiamo ogni male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora ringraziamo di cuore Don Diego per la sua freschezza, per la sua giovinezza. Abbiamo combinato in maniera tale, senza averlo pensato in maniera così, non ci siamo messi a riflettere, ma è nata questa occasione perché tu potessi celebrare la prima messa dove sei nato, dove sei cresciuto. Questa è una cosa che è venuta bene visto che molto bene. E gli facciamo tanti auguri naturalmente per il suo ministero. Ha ricordato come è stato in mezzo ai giovani in occasione della preghiera con il Papa verso il Sinodo domenica scorsa, e questo è molto bello. E preghiamo reciprocamente per lui, il suo ministero, la sua diocesi, e anche per la nostra diocesi. Anche i nostri giovani hanno bisogno di parole di speranza, e quindi ci ricordiamo reciprocamente. Tra l'altro questo borgo si arricchirà di una nuova vita che è in attesa di nascere, quindi ringraziamo il Signore anche per questo. Don Diego ci ha ricordato che Sant'Augusta ci parla di vita attraverso il dono di sé. Ecco, che anche questa nuova vita possa essere benedetta, come sicuramente segno di benedizione del Signore, e possa ravvivare, rendere più gioioso anche questo borgo. Grazie Don Alessandro, grazie di questo invito. Che hanno preparato. Sono contento di aver pregato con voi, di aver avuto la possibilità di stare qui con voi. Purtroppo sentite che questo pellegrinaggio a piedi a Roma e il Sinodo dei Giovani ha avuto delle ripercussioni. C'è una mezza bronchitella, ma sì, riusciamo a superarla senza paura. Ecco, allora il mio augurio per voi è che possiate proprio essere sempre, nonostante chi ci ruba la speranza, essere testimoni di speranza, essere testimoni di vita e di vita piena, di non vivere di compromessi, ma di puntare sempre all'autenticità che è la santità. Ecco, e con questo augurio vi chiedo anche una preghiera per me, perché possa metterlo in pratica anch'io nella mia vita, in pienezza, e accogliamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Sant'Augusta, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Terminiamo con il canto 196 dell'Aurora tu sorgi più bella. Dell'aurora tu sorgi più bella, ai tuoi raggi a far lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non c'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle le più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te.
Cari amici della Tenda TV, siamo collegati dalle Caloniche, un borgo nascosto, un borgo sconosciuto a nostro avviso anche a tanti vittoriesi, a tanti telespettatori che ci stanno guardando in questo momento, e noi siamo venuti qui con le nostre telecamere per raccontarvelo. Abbiamo documentato la Santa Messa che è stata celebrata nella chiesetta delle Caloniche, e adesso sono qui con due ospiti che ci racconteranno un po' la storia di questo borgo. Allora, partiamo da lei. Intanto, dove è situato questo borgo? Perché non tutti lo sanno. Il borgo delle Caloniche, che poi il punto dove siamo qui esattamente viene detto Caloniche di sotto, quando noi in realtà lo chiamiamo sempre Caloniche, mentre la Caloniche di sopra è l'altro borgo che nella nostra conoscenza si chiama Borgo di Salvador. È un borgo importantissimo per l'epoca, per la storia, perché il Fadalto a suo tempo faceva, nei tempi recenti del Novecento e più, faceva 800 persone, ma è arrivato anche nei primissimi tempi, col Fadalto si intende, fino a 2000 persone. Dopo l'immigrazione ha comportato una riduzione della popolazione, ma questo un po' alla volta si è ridotto, adesso siamo da 2000 a 200. Vediamo, e lo testimoniano anche le immagini che stanno andando anche qui alle nostre spalle, una vera e propria festa del borgo, festa del paese. Allora, è agosto e tradizionalmente ogni anno che cosa accade in questo borgo di case? Festeggiamo Santa Augusta, che è la patrona del borgo. Infatti la chiesetta, che è del 1923-25, è stata fatta proprio in onore di Santa Augusta, e quindi ogni anno viene celebrata una messa nella chiesetta, e a finire, dopo la messa, si fa un affresco nel borgo. Negli anni trascorsi venivano gli alpini, si cantava, si mangiava alla buona, e ultimamente si fa quel che si può perché le forze sono quelle che sono, la Prolocco ci aiuta così, insomma, si fa un po' di rinfresco e si sta insieme. Ma mi pare che pane e salame non manchino. Sicuramente. Lei ha fatto anche un po' delle ricerche, diciamo, ha letto dei libri su questo borgo, giusto? Qualche curiosità? Principalmente la fonte a cui ho attinto è il libro di Monsignor Sartori, La Valle Lapisina, che racconta come questo borgo sia un borgo storico. Già nel 1746 è stato fatto un censimento delle anime del borgo per mantenere il curato. Veniva istituita la curazia di Fadalto, ogni borgo doveva pagare, e quindi già a quei tempi questo borgo aveva parecchie persone, parecchie famiglie, era un borgo di quelli principali insieme a Fadalto, a Nove e a San Floriano e Fadalto Basso. Facevano parte questo borgo, aveva 120 abitanti nel 1920, poi l'emigrazione degli anni 60 l'ha spopolato, però la festa la facevano quando tornavano gli emigranti in estate. E quindi abbiamo anche una foto che sulle scalette della piazzetta di là ci sono gli emigranti che sono tornati e che stavano appunto festeggiando questo momento insieme, perché tradizionalmente il periodo estivo è il periodo in cui il borgo si rianima. Si ravviva, sì. Sentivo c'era anche una scuola. Sì, c'era una scuola elementare e la maestra, pensi, arrivava nel paese di Fadalto con un automezzo, l'autobus pubblico, e da lì si faceva tutto il percorso a piedi, quindi un paio di chilometri, e arrivava fino qui alle Caloniche. Qui c'erano 6-7 ragazzini delle scuole elementari, e dopodiché lei rientrava. Quindi questo era il percorso che ogni giorno questa maestra faceva. E diciamo che questo è durato per un bel po' di tempo, dopodiché tutto si è ridotto. Poi i numeri si sono ridotti, qui nel frattempo abbiamo anche il libro, poi vedremo delle foto storiche proprio del borgo delle Caloniche. La mia domanda che faccio a entrambi: quanto è importante comunque tener viva questa tradizione, la tradizione di fare la festa nel borgo, perché appunto dicevamo, dopo i fasti il Fadalto si è ridotto sempre di più a livello numerico, e il borgo ad oggi durante l'anno quanti abitanti conta? Il borgo delle Caloniche d'inverno credo che sia una sola residente, un'unica residente.
adesso forse aumenterà di qualche unità, forse, quindi questo fa molto piacere. E durante l'estate invece no, si popola, perché il grande pregio che hanno avuto i paesani del Fadalto con la loro associazione Pro Loco, hanno saputo riattivare quello che erano le tradizioni del paese e soprattutto hanno portato qui delle manifestazioni che hanno comportato anche da parte dei nipoti, parenti, figli, recuperare tutte le abitazioni. Infatti voi qui lo vedete molto modernizzato. Ai tempi in dove la Pro Loco locale faceva le manifestazioni era una cosa molto, diciamo, lasciata perdere, abbandonata, che noi mettavamo a festa come fosse un borgo medievale, e portando anche, diciamo, dei programmi molto interessanti, musica classica, i cori, il coro Ana, la Montanina di Vicenza, insomma il famoso Casagrande, Efrem Casagrande. Dopo era 1 anno e mezzo che non dirigeva più il coro Ana, perché così era un momento di riflessione. E quando seppe che Corona veniva a cantare qui, incuriosito lo seguì. Quando fu qui e lo ascoltò, con molta emozione da parte di tutti, riprese a dirigere il coro. È stata una serata indimenticabile che si ripete poi negli anni successivi e dopo, per le varie motivazioni delle difficoltà, soprattutto di carattere burocratico, queste cose non si sono più potute fare. Adesso ci si limita invece a fare le tradizioni, cosa molto importante perché porta gente, porta persone, fa conoscere il borgo, anche se già è conosciuto parecchio, e soprattutto fa vivere queste tradizioni che assolutamente non le si può abbandonare. E la messa di oggi, la festa di oggi ne è la testimonianza. Ecco, in chiusura un grazie anche ai volontari, a tutti paesani ed ex compaesani che vengono qui d'estate e si mettono a disposizione del borgo. Sì, volevo così ringraziare tutti, ringraziare Loredana e Lino che sono le nostre colonne della Pro Loco, il dottor Bortoluzzi e poi tutti quelli del borgo, insomma. Questo è stato un borgo che anche durante le guerre ha avuto un ruolo, soprattutto la prima guerra mondiale. Non so se avete visto la casa laggiù che ha i segni dei colpi, perché qui era un fronte, no? E di là c'erano... Era un punto strategico. Quindi la casa qui di fronte porta ancora i segni delle pallottole, probabilmente c'era un cecchino appostato nella finestrella e da sotto, oppure anche durante la Resistenza. Durante la Resistenza è stato molto importante questa zona. Ecco, quindi un borgo interessante sotto molteplici aspetti. L'invito che vi facciamo è quello, sì, magari di venire a visitarlo, però lasciate la macchina in giù, ok? Perché non c'è molto spazio per le auto, quindi venite a piedi, venite a visitarlo. Volevo dire, lasciando la macchina giù alla spiaggetta del Lago Morto, c'è questo bel sentiero che arriva proprio alle Caloniche, che in un'oretta si può fare, è piacevole, in mezzo al bosco si arriva qua su e si gode. E se posso ricordare una cosa, intanto ci portano una delle volontarie appena citate che ci porta alla fine di questa, diciamo. Poi c'è il caffè. Poi c'è il caffè. Perfetto. Ecco, ma mi ha ricordato, parlando delle auto, che una serata proprio per Sant'Augusta, qui col coro Anna ci trovavamo 800 persone. Sembra un'esagerazione, ma erano 800 persone. Le portavamo col pulmino dal paese qua, avanti e indietro, avanti e indietro. Pensa che un anno pioveva e abbiamo dovuto andare dentro sulle stalle. Ci hanno ospitato tutte le stalle delle Caloniche, giuro. Allora, qui avete capito, cari telespettatori, poche persone, poche case, ma tante cose da raccontare. Noi torneremo anche magari l'anno prossimo alla festa perché ci è piaciuto molto e grazie anche per l'ospitalità e per l'accoglienza. Un saluto ai nostri telespettatori, appunto, con l'invito di venire a passeggiare per queste zone e scoprire questo borgo, il borgo delle Caloniche, un borgo veramente un gioiellino.